Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il maltempo che si è abbattuto per tutta la giornata di ieri in Calabria lascia in eredità danni e criticità, 10 famiglie evacuate a Corigliano, agricoltura in ginocchio. I dipendenti della Fondazione Betania senza stipendio, manifestazione stamattina a Catanzaro. La Guardia di Finanza scopre una presunta truffa da 4 milioni di euro ai danni dell'INPS e dell'AGEA, 11 gli indagati, tra questi imprenditori e commercialisti. Un cinquantenne è morto schiacciato dal trattore mentre lavorava in un terreno. L'incidente nel pomeriggio a San Pietro in Guarano nel Cosentino, inutili i soccorsi. Altro riconteggio delle schede per le elezioni del 4 marzo scorso, con sorpresa il seggio attribuito a Matteo Salvini in realtà spetta alla candidata al Senato di Forza Italia Fulvia Caligiuri. Il centro medico Auser di Cosenza al servizio dei cittadini indigenti, decine di visite gratuite quotidiane, le richieste aumentate notevolmente nell'ultimo periodo, le nostre telecamere all'interno della struttura. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura le conseguenze del maltempo, 10 le famiglie evacuate in una contrada a Corigliano Calabro, siamo nel Cosentino, ingenti i danni per l'agricoltura. Anna Franchino. Eccoli i vigili del fuoco che anche questa mattina hanno portato in salvo le famiglie di Contrada Ministalla, una località di Corigliano Rossano, colpita dallo straripamento del fiume Crati, ingrossato dalle piogge che ha rotto gli argini, provocando esondazioni in tutta l'area. L'acqua ha invaso le abitazioni e in molti hanno trovato riparo ai piani superiori. Poi sono stati tratti in salvo grazie all'arrivo dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte assieme agli operatori della Protezione Civile regionale, perché la forte ondata di maltempo che ha colpito la Calabria ha creato situazioni particolari di criticità nella zona fra Corigliano e Rossano. Circa 40 le persone sfollate, residenti in una contrada rurale, apprensione fra gli abitanti, ma per fortuna non si sono registrati feriti o situazioni di particolare pericolo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro. Le famiglie evacuate sono state accompagnate nei locali di un istituto scolastico della frazione Cantinella, dove la Protezione Civile ha allestito un punto di ricovero momentaneo. La zona abitata da molti agricoltori e allevatori però ha fatto registrare il decesso di alcuni animali che non ce l'hanno fatta scampare all'improvvisa inondazione. Oggi la situazione resta preoccupante. L'acqua ha creato allagamenti e nonostante sia tornato a splendere il sole, resta tanta paura. Gli sfollati non hanno contezza dei danni subiti. Quello che resta sono fango e detriti. Solo nei prossimi giorni si farà la conta dei danni. Quando il fiume ha rotto gli argini, alcuni abitanti della zona stavano partecipando ad una veglia funebre per la morte di un congiunto e sono stati costretti precipitosamente a fuggire via. La bara è stata trasportata nella chiesa dove in seguito si sono svolti i funerali. Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, sta monitorando l'evolversi della situazione. In mattinata ha convocato una prima riunione del centro coordinamento soccorsi. Lo sgombero è di circa 40 persone, fra le quali non risultano però soggetti affetti da particolari patologie, ospitati temporaneamente in una scuola nel comune di Corigliano Rossano, allestita una cucina da campo per fornire pasti caldi con
con l'ausilio di associazioni di volontariato, ma si lavora per individuare una soluzione alloggiativa temporanea fino a quando non potrà essere garantito il rientro nelle abitazioni allagate. L'esondazione del fiume ha comportato inoltre la fuoriuscita di un notevole flusso di acqua che, impattando sulla massicciata del rilevato ferroviario, ha determinato anche la chiusura della stazione ferroviaria di Turio. Mamma mia, guardate un po'. È gravissima anche la situazione per gli agricoltori della zona. Da una prima ricognizione, fa sapere Coldiretti Calabria, risultano allagati da più di 1 metro d'acqua oltre 1000 ettari di agrumeti in piena produzione e circa 1000 pecore sono morte annegate, alcune decine di bovini. Una situazione di estremo disagio. Il consorzio di bonifica di Trebisacce si è messo immediatamente a disposizione, attivandosi con uomini, mezzi e risorse proprie per le immediate opere di messa in sicurezza dell'argine e per tentare così di ridurre il rischio residuo ed evitare ulteriori tracimazioni e danneggiamenti. Un bollettino tragico, una vera e propria emergenza che riporta alla memoria quanto successo già in passato. E in serata è ripreso il traffico ferroviario sulla linea ionica. Ci spostiamo a Catanzaro per la protesta dei dipendenti di Fondazione Betania da mesi senza stipendio. Vediamo. Non è la prima volta che i dipendenti della Fondazione Betania scendono in piazza. Il problema è sempre lo stesso, il mancato pagamento degli stipendi. Ad oggi sono 6 le mensilità arretrate e così i lavoratori e le lavoratrici della struttura che eroga servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali nell'area centrale della Calabria hanno attuato un nuovo sit-in davanti alla sede della Fondazione, una protesta promossa da CGIL, CISL e UIL. I problemi inizialmente erano dovuti ai ritardi da parte della Regione e dell'ASPA nel pagamento delle prestazioni, mentre in questo momento il ritardo sarebbe dovuto ad un pignoramento a carico della Fondazione che avrebbe determinato il blocco dei fondi regionali. Non è una situazione che comunque può interessare direttamente il lavoratore che giornalmente viene a garantire il proprio servizio e mensilmente vuole il suo stipendio. Ogni volta esce un problema. L'avvertenza coinvolge circa 400 dipendenti. Oggi sono stanchi di una situazione che va avanti da tempo. Troppo tempo. Problemi che si ripetono ciclicamente. Noi siamo qui per manifestare e dire rispettate il diritto al pagamento degli stipendi, perché è un diritto, è un bisogno, ma è anche un diritto. Noi stiamo protestando per dignità. E adesso la cronaca, perché la Guardia di Finanza ha scoperto una presunta truffa da 4 milioni di euro ai danni dell'INPS e dell'AGEA. 11 gli indagati. Vediamo. Un consulente del lavoro sarebbe la mente delle truffe perpetrate ai danni dell'INPS e dell'Arcea. Il vaso di Pandora, questo è il nome dato all'operazione, è stato scoperto dai finanzieri di Crotone coordinati dalla Procura e questa mattina è scattato il blitz che ha portato all'arresto di imprenditori, commercialisti e impiegati di centri di assistenza fiscale. 9 sono gli arrestati, 5 sono finiti in carcere e 4 ai domiciliari. Per altre 2 persone è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Complessivamente sono 42 gli indagati. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. L'organizzazione dal 2012 ad oggi avrebbe percepito indebitamente oltre 4 milioni di euro derivanti dalle truffe perpetrate in danno dell'INPS e oltre 850.000 euro a seguito delle truffe compiute ai danni dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura. L'indagine è nata da una serie di segnalazioni INPS, considerate però singolarmente non andavano oltre una piccola frode, a volte solo poche centinaia di euro al mese. Si sono messe però assieme queste varie denunce, abbiamo individuato degli altri casi fino ad arrivare a circa 700 casi nei quali abbiamo visto degli elementi in comune. L'organizzazione richiedeva circa il 50% delle provvidenze illecite che riusciva a ottenere con questa serie di false domande di tutti i tipi, mentre invece nel caso di creazione di identità completamente false percepiva semplicemente il 100% di quello che richiedeva. Mediante la presentazione di false dichiarazioni di assunzione di manodopera, tra l'altro, centinaia di lavoratori avrebbero percepito indebitamente
aumentiate le indennità di disoccupazione e maternità. I numeri che abbiamo riportato in apertura della nostra richiesta sono veramente paurosi. Il numero di apparenti lavoratori in agricoltura o impiegati nei servizi è superiore a quello anche di Milano, per cui è evidente che parlavamo di dati fittizi. Nello studio del consulente del lavoro, che sarebbe stata la centrale operativa del sodalizio, è stata scoperta la documentazione relativa alle pratiche e a decine di società, alcune fittizie, utilizzate per le truffe. È una professionalità volta al male, ma è una professionalità che poi veniva anche retribuita. C'era una tariffa, c'era 1 migliaio di euro per ogni pratica che si pagavano o in anticipo, ovvero al percepimento delle prime rate di trattamento economico. C'è stato un incidente sul lavoro nel pomeriggio nel Cosentino, un agricoltore è morto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Un 50enne è morto nel pomeriggio schiacciato dal trattore mentre lavorava in un terreno. È accaduto in località Caselle Nuove di Redipiano, frazione di San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza. Inutili i soccorsi, sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Detenevano fucili clandestini. Padre e figlio di 45 e 24 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Serra San Bruno nel Vibonese. Le armi erano nascoste in un terreno che era nella disponibilità della famiglia. I 2 fucili legalmente detenuti sono uno di calibro 12, l'altro calibro 16. Padre e figlio sono stati condotti nel carcere di Bibbo. Hanno realizzato abusivamente una struttura in alluminio per l'esposizione e la vendita di prodotti da forno all'interno del Parco Nazionale d'Aspromonte. 4 persone, una delle quali con precedenti di polizia, sono state denunciate in stato di libertà a Bagaladi dai carabinieri del reparto del Parco Nazionale d'Aspromonte. Un 41enne tifoso della Regina è stato denunciato dalla Digos della questura di Catania prima della partita dello scorso 24 novembre allo stadio Angelo Massimino con la squadra del capoluogo etneo, perché era alla guida di una vettura al cui interno sono stati trovati e sequestrati 4 coltelli a serramanico di varie misure. Il questore ha emesso nei suoi confronti un daspo. È stato stroncato da un infarto padre Rocco Benvenuto, ex rettore del santuario di Paola, oggi parroco della chiesa San Francesco di Pizzo. Il religioso ha avuto un malore questa mattina mentre si recava a dire messa. Padre Rocco, che non aveva ancora compiuto 60 anni, studioso della vita di San Francesco di Paola, aveva al suo attivo numerose pubblicazioni. La politica adesso con la vicenda del seggio conteso, il seggio senatoriale ottenuto in Calabria dal leader della Lega Matteo Salvini spetterebbe a Fulvia Caligiuri di Forza Italia a causa di alcuni errori nella compilazione dei verbali elettorali della Corte d'Appello di Catanzaro. Il ricorso presentato dai legali della candidata al secondo posto nel listino proporzionale è stato esaminato dalla Giunta per le elezioni in Senato. La procedura prevede ulteriori accertamenti. Gianluca Pasqua. Errori nei verbali elettorali compilati dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Il seggio al Senato assegnato in Calabria nelle elezioni politiche del 4 marzo scorso al leader della Lega Matteo Salvini spetterebbe a Forza Italia e quindi a Fulvia Caligiuri al secondo posto nel listino proporzionale. La differenza tra quanto emerso dai controlli effettuati dalla Giunta per le elezioni del Senato e il dato reso noto al momento della proclamazione non è di poco conto. Si tratta di 2.916 voti, un divario notevole scoperto in seguito al ricorso proposto dai legali dell'imprenditrice cosentina nell'aprile scorso. Salvini, eletto anche in altri collegi, scelse, come previsto dalla legge, la circoscrizione in cui la Lega aveva ottenuto il quoziente minore, una circostanza che, in base alle norme contenute nell'ultima legge elettorale, consentirà al senatore leghista di essere ricollocato in un altro collegio. Ma non è ancora una certezza, infatti al riconteggio dei voti, che sembra essere comunque una prova schiacciante, seguirà un ulteriore esame da parte della Giunta che sarà effettuato in una seduta specifica. I tempi non saranno brevissimi perché le procedure sono abbastanza complicate. Solo al termine dell'iter burocratico Fulvia Caligiuri potrebbe essere proclamata senatrice con la decadenza del ministro dell'Interno da senatore calabrese.
A Cosenza adesso per parlarvi del centro medico Hauser che ogni giorno visita tantissime centinaia di persone, lo fa in modo gratuito. Vediamo. 10.000 persone sono passate da qui in 8 anni. L'ambulatorio medico senza confini a Cosenza lo conoscono bene i migranti, i rom, i senza fissa dimora, ma anche gli italiani, quelle famiglie cosentine duramente provate dalla crisi economica, un esercito di invisibili per il servizio sanitario nazionale. Noi sappiamo che c'è una povertà in continuo aumento che si espande non solo alle fasce storiche ma anche alle persone, possiamo dire ex ceto medio, che c'era, che comunque non ce la fanno più a reggere da un punto di vista sanitario, specialmente per la parte odontoiatrica. Noi vediamo le spese che ci sono, ma ci sono ma anche persone, come dire, ragazzi oppure più giovani coppie che non ce la fanno economicamente, quindi noi siamo aperti a tutto questo. 4 i medici volontari che prestano servizio, tra cui un dentista. Le cure odontoiatriche, si sa, sono tra le più costose, ben 15.000 le prestazioni effettuate nel tempo. Questa struttura non riesce a soddisfare tutte le richieste, così un nuovo ambulatorio aprirà nel centro storico in via Gaeta. Apriremo la parte medica lunedì e ovviamente pensiamo che lì c'è una platea molto più ampia di persone, molto più variegata, perché il centro storico, come noi sappiamo, è il luogo dove si rifugiano, possiamo dire, le persone che non hanno, gli indigenti in generale. In ambulatorio necessita la presenza di un mediatore che aiuta i medici a comprendere i tanti bisogni di chi arriva dall'altra parte del Mediterraneo. In molti hanno subito torture. Molto contento, almeno c'è questo laboratorio qua per noi, diciamo, per tutti i ragazzi stranieri che non hanno documenti, quelli che non hanno documenti, quelli che hanno documenti. Loro sono qua per noi tutti i giorni. Hai visto che oggi è mercoledì, è pieno già. A volte sono qua fino alle 7 di sera, quindi questo è veramente molto importante per noi. Perché se ti vedi andare davanti all'ospedale o davanti a curare da soli, i ragazzi non hanno soldi, senza lavoro, senza documenti, come fanno loro? Quindi meno male che c'è questo per noi. Un servizio totalmente gratuito e volontario che necessita di sostegno. La maggior parte ovviamente dei soldi che ci vengono donati sono un poco relativi all'Hauser, però ci sono molte donazioni da parte di associazioni private, non l'elenco per un fatto, come dire, anche di tempo, però voglio dire la maggior parte delle donazioni sono private. Sicuramente chiunque può donare, anzi saremmo ben lieti di riceverle queste donazioni. A Catanzaro, adesso nella cittadella regionale, è stato presentato il progetto Snow Kids che coinvolgerà ragazzi, scuole e famiglie. Vediamo. Snow Kids è un ambizioso progetto internazionale che nel 2019 sarà sperimentato sul territorio calabrese e coinvolgerà ragazzi, scuole e famiglie. L'iniziativa è stata presentata nella sala della presidenza della cittadella regionale dalla campionessa olimpionica Gabriella Paruzzi. Noi abbiamo puntato e stiamo puntando molto sulla valorizzazione della montagna, anche e soprattutto attraverso gli sport invernali. È un progetto che esprime qualità perché punta al coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi, attraverso il coinvolgimento diretto delle famiglie e delle scuole. E questa è la via per fare in modo che la pratica sportiva sin da bambini possa essere praticata e soprattutto perché la montagna possa essere scoperta, conosciuta ed apprezzata. Gabriella Paruzzi ha annunciato anche il primo evento importante, ovvero lo Snow Day.
Lo Snow Day, quindi il giorno per la neve si chiama, è fissato per il 20 gennaio, dove in quella data tutti i bambini del mondo scieranno o faranno un'attività sulla neve, chi aderirà a questo progetto. E poi chiaramente si può sviluppare durante tutta la stagione. Dal momento in cui una società, un club, una scuola sci aderisce, acquisisce comunque una corsia preferenziale per ricevere anche tutti i gadget, tutte le cose che fanno parte di questo progetto, e di conseguenza è da quest'anno che deve partire. In Calabria saranno interessati i Casali del Manco con l'Orica, San Giovanni in Fiore con le piste di Carlomagno e poi Camigliatello, territori che potranno sperimentare tra l'altro anche la ricaduta economica dell'iniziativa. Nel Vibonese adesso, esattamente a Ioppolo, dove ci sono disagi per una strada chiusa al traffico dal 7 novembre, vediamo. In un territorio flagellato da frane e smottamenti è dal 7 novembre dello scorso anno che il tratto di strada fra Coccorino e Ioppolo è chiuso a causa della caduta dal costone di un masso. Una chiusura che ha reso invivibile una delle zone più belle dal punto di vista paesaggistico, perché oggi per raggiungere queste due località che in linea d'aria sono quasi unite e queste due alla vicina Nicotera bisogna affrontare un percorso che sa di ralli per risalire sino al Poro e poi ritornare sulla fascia costiera attraverso un percorso di almeno mezz'ora. Adesso pare si sia arrivati ad una svolta per la riapertura di quelli che tutti comunemente chiamano la strada del mare. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, ha infatti deciso di incaricare l'ANAS di eseguire tutti i lavori per arrivare alla riapertura della strada, che è poi la provinciale numero 23. In base al cosiddetto cronoprogramma predisposto su incarico del Ministero, la progettazione dei lavori dovrebbe avvenire in 10 giorni. A quel punto si potrà procedere all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza che vengono ipotizzate in un tempo di appena 4 mesi. Il ministro Toninelli inoltre ha dato carta bianca all'ANAS anche per quanto riguarda l'importo dei lavori, purché la strada venga riaperta in tempi celeri, visto che si è perso un anno in chiacchiere tra provincia di Vibo Valentia, ente proprietario della strada, e Regione Calabria, che con il governatore si era detta disponibile a sostituirsi alla provincia nei lavori, ma solo a parole, perché ad oggi nulla è stato nemmeno messo in preventivo. Sarà questa la volta buona? A Villa Rennano adesso siamo a Cosenza perché sono stati presentati 3 volumi dell'artista Salvatore Anelli dedicati al potere delle parole. Vediamo. Parole, città e teschi, questi i titoli di 3 volumi di Salvatore Anelli presentati a Cosenza, a Villa Rendano, esplorano con l'aiuto della poesia e delle immagini lo straordinario potere delle parole. Del pittore e il poeta si incontrano sopra la carta e con la carta esprimono le loro emozioni, i loro pensieri, i propri sentimenti. E questo è molto bello perché il poeta per la prima volta scrive di suo pugno, così come di suo pugno il pittore trasmette un becco dei segni. E questa è stata, come dire, la prima esperienza. La seconda esperienza è legata alle città invisibili di Italo Calvino. Ho ripensato il discorso delle città invisibili rivedendole attraverso un occhio mio, da sognatore, da pittore, da operatore un becco delle arti visive. Ho tentato di coinvolgere dei poeti, i quali mi hanno naturalmente inviato delle poesie scritte di loro pugno, sempre attinenti un po' alle città invisibili di Italo Calvino, prendendo spunto da Italo Calvino. I teschi nascono da una mostra realizzata quest'estate al Museo Zacco di Ragusa. Il valore del teschio diventa per l'artista, come dire, il supporto, la base, il luogo dove poter far convogliare anche lì parole e segni. Le poesie inedite dei poeti vengono incisi sopra questi teschi e posti sulla parete come se fossero delle palle di cannone rivolte al pubblico. Chiudiamo con le previsioni del tempo. La perturbazione atlantica responsabile di forte maltempo nelle scorse ore va ormai esaurendosi, allontanandosi verso est. Seguono correnti settentrionali più fredde e secche che apporteranno un deciso calo delle temperature, ma anche un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso su tutto il territorio, salvo locali annuvolamenti sui versanti dell'Alto Ionio. Temperature in ulteriore calo con clima più freddo. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari mossi o molto mossi, con venti moderati o localmente forti sullo Ionio, sempre dai quadranti settentrionali.
Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.